io do solo l'annuncio perché purtroppo mancano in questo momento Vito Crimi e Nicola Morra, che c'è solo della Commissione 1, c'è solo Giovanni. Proprio Vito e Nicola sono le due persone con cui avevo parlato di più di questa questione. Al voto dovrebbe andare questa settimana la legge elettorale sulle europee, quelle sulla parità di genere, in cui abbiamo inserito la mia proposta di legge di luglio, quella che prevedeva la separazione della Sicilia e della Sardegna nel collegio elettorale per le europee. Praticamente l'abbiamo trasformata in emendamento a questa legge. Abbiamo qualche dubbio sul fatto che possa essere ammissibile o meno, perché la legge è sì sulle elezioni europee, ma è sulla rappresentanza di genere, quindi bisogna vedere come viene interpretato. Bisognerà decidere come comportarsi. Giusto per chi non lo sapesse, questa è una proposta di legge che viene regolarmente presentata da 20 anni in tutte le legislature, perché da 20 anni la Sardegna non elegge un parlamentare europeo. Pensate, l'isola di Malta ne elegge 3, la Sardegna non ne ha nessuno. Questo accade perché la popolazione della Sicilia è di circa 5 milioni di abitanti, mentre quella della Sardegna è 1,6 milioni, e quindi sono sempre i siciliani che riescono a dare molte più preferenze, e praticamente tutti gli eletti, sì, Sardegna e Sicilia, tutti gli eletti sono sempre tutti siciliani. Non succede la stessa cosa in altre regioni anche più piccole della Sardegna, che invece ce la fanno qualche volta. Perché? Perché le altre circoscrizioni, esclusa quella insulare, le altre sono molto più grosse e quindi eleggono molti più parlamentari, a volte anche riesce a infilarsi qualcuno. Infatti ci sono regioni che hanno anche meno abitanti della Sardegna che sono rappresentate. Aggiungo che non è mai successo in questi 20 anni che una regione non abbia mai eletto parlamentari europei. In questo momento oltre alla Sardegna ci sono un altro paio di regioni che non ce l'hanno. Credo, adesso vorrei, vabbè, no, Molise ce l'ha, riesce sempre a leggere, non so come, ma ci riesce. Comunque, questa regolarmente viene bocciata questa proposta perché con una spaccatura all'interno di tutti i partiti, in particolare il PD pare l'abbiamo addirittura messa nel programma di Bersani, questa divisione, però mentre in Sardegna si fanno belli dicendo che devono sostenere questa cosa, poi quando arrivano qui non si preoccupano neanche di mettere all'ordine del giorno. Quindi, per cui il mio tentativo è soprattutto quello di far scoprire le carte al PD. Concludo dicendo che sì, anche la Sardegna ha avuto qualche parlamentare europeo in questi 20 anni, ma solo perché è subentrato, attualmente ne ha uno, che è Uggias di Olbia, che è subentrato a 4 dimissionari, cioè si sono dovuti dimettere in 4 per farlo entrare. Io vorrei di questa cosa parlarne con Nicola e con Vito, e poi ovviamente anche con i sardi e siciliani. Voglio dire, se non dovesse esserci un'unità è uno di quei casi in cui si potrebbe anche lasciare, uno di quei casi eccezionali in cui si potrebbe lasciare anche il nostro gruppo dividersi e votare ognuno secondo come ritiene. Ovviamente non si può chiedere a noi sardi di votare contro, come io non mi sento di chiedere, anche se è giusto, perché non è giusto che in collegio Sardegna e Sicilia sono sempre tutti siciliani gli eletti. Comunque io non mi sento di chiedere ai siciliani di votare una cosa che potrebbe andare contro i loro interessi, anche se ingiusti, e così credo che non dovreste chiedere la stessa cosa ai sardi. Magari domani, se troviamo il tempo, vediamo un po' come comportarci. Però Roberto, nel movimento non è una questione di sardi, siciliani, pugliesi, cioè è anche una questione di persone, di movimento che va alle europee, è un po' diverso il discorso. Gianluca, ci volevi dire? No, aspetta, se hai fatto questo commento adesso fammi rispondere, però dopo se valutiamo la questione oggettiva, io credo che dovrebbe essere pacifico che si fa questa divisione, visto che siamo gli unici che non riusciamo mai a eleggere nessuno. Poi ricordiamoci che noi siamo eletti
nei nostri collegi regionali e insomma chi torna in Sardegna avendo votato contro questa legge rischia veramente grosso, perché è una rivendicazione del XX